Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0 a chiudere il mese insieme alle nostre stelle. Andiamo a sentire cosa ci raccontano oggi. Un buon ascolto. Iniziamo quindi dall'Ariete. In chiusura una giornata entusiasmante in virtù della connessione Luna-Giove. Siete aperti al nuovo e nel cuore accarezzerete orizzonti lontani. Guadagni in risalita, investite con tempismo. Un tour culturale anche online amplierà le vostre vedute. Amici del Toro, per voi pur senza fuochi d'artificio aprile si conclude con serenità, andrà tutto bene, ve lo suggerisce il vostro sesto senso in coro con i familiari. Confidare a un amico le vostre ansie e i timori che vi angustiano è un favore che farete a voi stessi, troverete subito ascolto. Gemelli, Nettuno aspetta al varco la luna in Sagittario, ma oggi a fare da colonna sonora non è il canto ammaliante delle sirene ma un tintinnio di soldi. Grande Giove in sestile alla luna con un tocco magico sgombra il campo dalle zavorre e vi offre nuove chance. Cancro, parlare d'amore e soprattutto viverlo concretamente nella sua dimensione più sognante e romantica vi aiuta a chiudere i conti con il passato. Facile intendervi con persone che sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda, che sanno ascoltare e comprendere. Leone, finale del mese gioioso con la luna in Sagittario che vi imprime uno slancio energico, sguardo fiero, testa alta, siete solari e sicuri di voi. Un chiarimento con un amico con cui siete in rotta o con il partner aiuta a lavare via la ruggine. Vergine, potrebbe essere un venerdì no, ma oggi le parole vi vengono in aiuto e con fermezza, senza ferire, rimettete al posto i seccatori. Per esprimere ciò che sentite non servono discorsi interminabili, siate concisi ma sicuri e nessuno così potrà contestarvi. Bilancia, fine aprile sotto i migliori auspici, Luna e Giove vi forniscono gli ingredienti per passare ore divertenti, dopo lavoro con ritmi decisamente rilassanti. Per chi è impegnato negli studi è un momento ideale per dare esami, compresi quelli che fanno tanta paura. Scorpione, grande chiarezza oggi con conoscenti e persone che bazzicano il vostro ambiente. C'è pericolo però di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non vuole sentire ragioni. Particolare cura nei rapporti di amicizia, piccole incomprensioni sono sempre in agguato, manifestate le vostre esigenze. Sagittario, a mezza via tra Giove e Nettuno la luna nel segno sceglie la strada più diretta, bypassando le fantasie andate verso il mondo da scoprire. Qualcosa vi turba ma non vi soffermerete e non vi fermerete, al contrario aderite con entusiasmo a stimoli nuovi. Capricorno, atmosfera favorevole per la professione oggi a dare manforte a Mercurio in Toro e Nettuno che crea un mix infallibile di logica e creatività. Clima collaborativo anche con i colleghi che apprezzano il vostro pragmatismo e voi le loro intuizioni illuminanti. Acquario, non è domenica si sa, ma oggi ci sono molti buoni motivi per fare festa. Svolazzando da un interesse all'altro fate incetta di esperienze divertenti. Avrete modo di scoprire la simpatia e l'arguzia di nuove conoscenze comparse da poco nella vostra vita. Pesci, la luna in Sagittario ci prova a distrarvi con i suoi voli pindarici, ma oggi la surclassate mettendo in campo razionalità e pragmatismo. La vostra fantasia, ben indirizzata, ha buoni effetti sul lavoro, ottimizza i tempi e sforna soluzioni geniali. E tutto quindi per oggi, per questo finale del mese. Dalle stelle di Radio.0 vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0